Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi vedremo una bellissima meditazione, una meditazione sulla lettera Aleph, che è praticamente la prima lettera dell'alfabeto ebraico, anche cabalistico, e il suo valore di Aleph è 1 e rappresenta il Do eterno. La sua energia è infinita e immisurabile è l'infinito. Quindi Aleph ha tre elementi: il beccuccio superiore, quello in basso e il connettore diagonale. Ma prima di iniziare questo, vi vorrei chiedere di iscrivervi al canale di Legare le vostre Marietto di Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e nel canale Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 abbiamo degli incontri di studi di esoterismo. E bene, detto questo, inizierei proprio su questa meditazione Aleph, che è molto importante, però la vorrei arricchire con una meditazione che ho già spiegato nelle pillole precedenti, che è la stella di Davide. Questo perché noi faremo questa meditazione Aleph, che è solamente un inizio della meditazione che noi faremo nel proseguire nei nostri studi sulle meditazioni, con praticamente un'unione con la stella di Davide. Quindi mettiamoci comodi, sedetevi tranquillamente o sdraiatevi sul letto, cercate di avere degli indumenti tranquilli, chiudete gli occhi, respirate tranquillamente e in questo momento con la lingua passatela sui denti superiori e inferiori del palato. Respirate profondamente. Immaginate di sentire i profumi, gli odori della stanza e nelle mani il tatto, cosa percepiscono le vostre mani. State tranquillamente, fate dei bei respiri profondi e incominciate a immaginare un prato grandissimo con la forma della stella di Davide. In questo prato immenso ci siete voi che camminate tranquillamente e state raccogliendo tutte le energie di questa bellissima figura della stella di Davide. Vedete, proprio una cosa bellissima. Ecco, questa è la prima parte della nostra meditazione. Adesso vi farò vedere la seconda parte della meditazione con la lettera o il carattere Aleph. Cari amici, il valore numerico di Aleph è 1 e rappresenta il Do, ripeto, il Do eterno. La sua energia è infinita, è immisurabile, è l'infinito, quindi non esiste qualcosa che può definire Aleph. Aleph ha tre elementi: il beccuccio superiore, questo, quello in basso, il beccuccio in basso, e questo che è il connettore. Questo rappresenta il nostro io superiore e questo rappresenta la nostra anima, io inferiore. Questo viene invece definito connettore. Noi dobbiamo immaginarci, guardando questa lettera, questa immagine, questo carattere, che dentro di noi vibra questo carattere e che il nostro io superiore indirizza la nostra stabilità, la nostra qualità migliore all'io inferiore e cerca di ricreare un'autostima positiva verso i nostri talenti e le nostre unicità. Quindi concentratevi attentamente verso questa immagine, cioè l'io superiore, l'io inferiore, che vengono collegati tramite questo connettore. Guardate il beccuccio superiore che riferisce il tuo di ordine superiore, il tuo io superiore, ovvero si chiama Nefesh Elokit, la componente divina dell'anima. Sentitevi inalare il respiro di Do, senti la connessione con la presenza divina. Ora guarda la parte inferiore, questa. Il beccuccio inferiore si riferisce al tuo ordine di io inferiore, è Nefesh Beamit, ripeto, questa viene definita Nefesh Beamit, la tendenza animalesca latente dell'anima. Di nuovo inspira il respiro di Dio, medita per un minuto intero su come questi due tratti coesistono insieme dentro di te. Ora guarda il tratto che li collega, queste, vedi?
e li mette in equilibrio. Medita sul tratto che li collega, che mette in equilibrio Nefesh Beamit con Nefesh Elokit, Dio di ordine inferiore con l'Io di ordine superiore. L'Io che rappresenta l'ego con l'Io che rappresenta la parte divina del tuo Io. È la prima volta che ti avvicini a questa meditazione e vuoi semplicemente riconoscere la questione in merito. Non sei in competizione con te stesso, stai cercando di capire. Le risposte arriveranno col tempo. Ora che sei in mezzo a questo bellissimo prato della stella di Davide, con questo bellissimo prato verde, pensa a questa meditazione del tuo io superiore, dell'anima, del tuo io inferiore, che vengono collegati tramite questo collegamento. Guarda questa bellissima immagine, questo bellissimo carattere che rappresenta il numero 1 e dà energie infinite, potentissime, che rappresentano l'energia cosmica immensa e infinita, Aleph. Bene, cari amici, finito di spiegare l'Aleph, avendovi già spiegato anche la croce, cioè scusate, la stella di Davide, come meditazione, le potete unire, potete immaginare di creare in questa meditazione la stella di Davide, e mentre state camminando in questa stella di Davide immaginatevi davanti il carattere Aleph, che praticamente vibra dentro di voi e unisce l'io superiore divino al vostro io animalisco, e state quanto tempo volete in questo nuovo spazio che vive dentro di voi e vi sta dando energia creativa e benefica e vi sta pulendo da tutte le suzzure di questo mondo. Grazie cari amici, e se non l'avete ancora fatto il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale, di legare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram. Grazie cari amici, alla prossima, ciao!